È un piacere per Valdobbiadene ospitare il taglio del nastro degli Info Selfie Point che hanno coinvolto tutti i comuni dell'area del riconoscimento UNESCO, ma anche del GAL, insomma un territorio ampio da sicuramente valorizzare per quelle qualità paesaggistiche, naturalistiche, storico-culturali, oltre che enogastronomico. È un lavoro di squadra, c'è ancora molto da fare, ma insomma un tassello dietro l'altro, insomma i risultati si possono raggiungere. Grazie quindi al GAL, grazie alla provincia per aver coordinato questa attività, per aver coinvolto i comuni in questa iniziativa e che sia anche in questo caso un inizio per un lavoro lungo e un impegno che tutti dobbiamo prenderci per appunto valorizzare il nostro territorio, ma dare contenuti di qualità vera al turista, ma anche ai cittadini residenti.